Eccoci qui, ci siamo. Un saluto da parte di Andrea Mata, venuta alla 12ª puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina. Che cos'è Casa Cus? È il programma che vi racconta le storie degli atleti e dei dirigenti del centro universitario sportivo Cagliari Tano. Siamo arrivati alla penultima puntata di questo 2021. Venerdì prossimo andremo a realizzare l'ultima puntata e poi insomma ci ritroveremo direttamente nel 2022. Parleremo ovviamente di tantissimo sport, come sempre. Parleremo di scherma, faremo un po' il bilancio di quello che è l'anno sportivo in Sardegna, il 2021, che è stato anche un anno olimpico per la nostra regione, e poi chiuderemo un'intervista con un altro personaggio che ha fatto in qualche modo la storia dello sport italiano, Carlton Myers, che insomma è stato ospite del Cus Cagliari qualche giorno fa. L'abbiamo intervistato e con lui chiuderemo come sempre la nostra puntata di Casa Cus. Salutiamo ovviamente gli amici che ci seguono sulla pagina Facebook del Cus Cagliari, su quella di Radiolina e su quella dell'Unione Sarda, che insomma ovviamente seguono come sempre la nostra diretta, e insomma abbiamo tanto di cui parlare in questo pomeriggio. Stiamo per collegarci, tra poco lo faremo, con Simone Piredda e Margherita Meloni, che sono rispettivamente spadista del Cus Cagliari e maestro di scherma del Cus Cagliari. Con loro parleremo un po' di quella che è la stagione. Eccola qua Margherita. Ciao Margherita, benvenuta. Ciao, non ti ho sentito, penso tu mi abbia salutato, confermi? Ok. Si è ferma, va bene, è frizzata, insomma, però ora si sfrizzerà e riuscirà a parlare con noi. Stiamo per collegarci anche con Simone Piredda. Margherita parteciperà, ce l'abbiamo. Margherita, ci senti? Io ti sento, quindi questa è una cosa buona. Perfetto, io ti sento, perfetto. Buon pomeriggio anche a te, benvenuta, bentornata, anzi a Casa Cus. Stiamo per collegarci anche con il nostro Simone. Partiamo ovviamente da te perché sei già, diciamo, qua nostra ospite. Partiamo dall'attualità, nel senso che poi tu domani partirai verso Bastia Umbra per giocare, per insomma gareggiare per la prima prova nazionale assoluti. Confermi? Dovrebbe confermare? Assolutamente sì. Perfetto. Gareggerò domenica. Sì. Vai pure. Vai, ti sento, vai tranquilla, vai pure. Ok. Domani parto e domenica la prima prova nazionale assoluti. Sono molto emozionata perché non faccio una gara individuale assoluti da un bel po' di tempo, quindi dovrei essere in ansia, però sono molto tranquilla. Mi piace vedere in questo caso il bicchiere mezzo pieno, perché comunque ho acquisito molta esperienza negli anni e sono sicura che potrei fare una bella gara, quindi speriamo bene. Tra l'altro vado a memoria, ma tu quest'anno hai iniziato con una vittoria a ottobre, se non sbaglio. Sì, la prima prova di qualifica regionale assoluti ho vinto la prova. Va bene. E quindi insomma è andata bene. Che poi è quella che mi ha permesso di qualificarmi a questa gara. Sei diciamo in buona compagnia, perché se non sbaglio sono 8 gli atleti del Cus Cagliari che parteciperanno alla gara di Bastia Umbra, 2 donne, quindi te e Chiara Cortese, e poi la nostra pattuglia di uomini ben fornita, tra l'altro con il nostro Benamara, e alla prima da tecnico accompagnatore per Andrea De Magistris. Quindi insomma è un settore scherma che si spande e si espande. Vedo collegato, l'ho visto nel monitor di servizio, eccolo qua, Simone Piredda. Ciao Simo, bentornato. Ciao a tutti. Allora, abbiamo già parlato con Margherita di quella che sarà la sua prima prova a Bastia Umbra, una gara insomma dopo tanto tempo, una gara nazionale finalmente dopo tanto tempo. Insomma, tu in realtà hai già iniziato un po' il tuo giro per l'Italia in questi mesi di ripartenza. Sì, io personalmente ho accompagnato i ragazzi alla gara giovani di Terni, che era il primo appuntamento a cui ho partecipato quest'anno, e poi comunque sia Tare e Andrea hanno fatto un po' più trasferte di me, però diciamo che ha ripreso a pieno ritmo la stagione. Com'è stato ripartire? Anche perché insomma è una domanda che noi facciamo molto spesso, però ora inizia a essere stiamo quasi tornando verso una normalità, no? Rispetto a quello che era per esempio qualche mese fa. Simo. Ripartire in tutti i sensi è stato bello, penso sia come imparare ad andare in bicicletta, cioè alla fine se si è ripreso è come se non ci fossimo mai fermati, è una cosa del genere. Per quanto riguarda poi le norme Covid, io immagino che tutti quanti ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, quindi mascherine e controlli vari, igienizzante, non fanno più
notizia, mettiamola così, quindi siamo abbastanza abituati. Sembrava più o meno tutto normale. Mentre andiamo a vedere le gare dei campionati Under 23 che si sono svolti nei giorni scorsi a Cagliari, e magari ecco, chiedo proprio a Simo un po' quello che è stato il risultato delle nostre squadre. C'è una squadra di Spada che insomma si è dimostrata quasi all'altezza, no, insomma, di squadre importanti, anche più blasonate del Cus Cagliari. E diciamo che la squadra di Spada ha fatto una buona prestazione, mettiamola così, anche perché dobbiamo dire che all'interno della squadra stessa, oltre agli Under 23, era presente anche una cadetta che è Anita Melis, che quindi era fuori età, era assieme ai più grandi, e diciamo che hanno ben figurato, sì. Hanno battuto una squadra di una società del Club Scherma Roma, che è una società molto blasonata e forte, e soprattutto non è il fatto che abbiano vinto, ma è come hanno vinto, quindi con tanta grinta e carattere, questo ci fa ben sperare. Tra l'altro una vittoria praticamente in rimonta. Margherita, tu immagino abbia seguito un po' le peripezie e le gare dei tuoi compagni di sala. Ti chiedo un po' quello che in realtà chiedo a chi fa uno sport di squadra fondamentalmente. Tu in questo caso lo fai sia di squadra ma lo fai anche individualmente. Qual è il clima che si respira nel settore? Sì, no, allora la gara io purtroppo non ho potuto partecipare, però ero lì comunque presente, quindi ho visto le varie peripezie dei miei compagni di sala. La gara a squadre, vabbè, è un'altra cosa rispetto alla gara individuale. Si sente più un clima di cooperazione, di fiducia nell'altro, mentre quando fai un individuale... allora, devo dire che anche nella gara a squadre conta molto l'aspetto mentale, però nella gara individuale ancora di più secondo me, perché a parità di mezzi la differenza la fa proprio la personalità, perché bisogna essere l'assi da solo, devi essere in grado di gestire alcune emozioni, alcune pressioni, mentre nella gara a squadre tante volte è capitato che se una faceva male, poi almeno c'erano le altre compagne di sala che riuscivano magari a riaggiustare l'assalto e riaggiustare il tiro. Senti Marghet, resto da te. Ci racconti un po' come ha iniziato in realtà la tua carriera sportiva? Sappiamo bene che Simone ha iniziato insomma più o meno presto, Simo, giusto? Insomma, tra l'altro sempre al CUS, se non sbaglio. No, la verità, Io per la sempre... verità, ho iniziato a 9 anni al Club Scherma Cagliari, ma dopo un anno mi sono trasferito al CUS, Quindi quindi insomma sei diciamo che sì. Ah, lui. Marghe, invece tu? No, io ho sempre solo CUS. Inizialmente non volevo fare scherma, ho iniziato se non sbaglio nel 2008, forse dopo le Olimpiadi di Pechino. Il mio sogno era fare ginnastica artistica, poi la sera in cui avevo provato ginnastica artistica ero venuta nella sala CUS con mia sorella, che invece lei era super entusiasta di provare a iniziare scherma, e nulla, è nata da là la mia passione, mi è piaciuto molto come sport e sono ancora qui, sono rimasta lì. Tra l'altro, insomma, chiudiamo con questa, sia Margherita che Simone hanno, insomma, uno una vita professionale e l'altra una vita studentesca ancora, quindi insomma hanno comunque la possibilità, così come diciamo sempre, di mettere insieme quello che è un lavoro, quello che è lo studio con lo sport. Inizio da Simone: quanto è difficile mettere insieme queste due cose? In realtà insomma è un'esperienza che tu ti porti avanti da parecchio tempo, però è comunque insomma complicato o è facile? Né l'uno né l'altro, non è né complicato né facile, diciamo che bisogna trovare degli equilibri che poi variano come varia la vita, diciamo. Per quanto mi riguarda poi l'ambiente sportivo è comunque il mio ambiente, perché io sono un professore e insegno educazione fisica a scuola, quindi non è che mi si discosti tanto. Diciamo che insomma bisogna essere pronti, essere dinamici, pronti a cambiare i piani, a ingegnarsi per poter incastrare tutti gli impegni, però fin quando è un qualcosa che ti dà stimoli, ti dà soddisfazioni, insomma la tua passione ti piace, non è difficile, ecco. Margherita, invece tu come riesci a mettere insieme lo studio universitario e lo sport? Come riesco, sacrificando, cercando di organizzare al meglio la giornata. Già da quando ero al liceo tante volte ho messo la sveglia alle 4 del mattino perché la sera prima avevo allenamento, il giorno dopo interrogazione, quindi per riuscire a fare bene entrambe le cose dovevo sacrificare delle ore di sonno. Adesso all'università è un po' diverso, sono all'ultimo anno di farmacia e il tempo è più gestibile, più organizzabile, però ci vuole comunque sacrificio e dedizione assolutamente.
Io ringrazio Margherita Meloni e Simone Piledda per essere tornati qui a Casa Cus. Ovviamente insomma seguiremo le gare di Bastia Umbria, lo faremo sui nostri social e sul nostro sito cuscagliari.it. Grazie ragazzi, in bocca al lupo per la gara. Crepi il lupo, Crepi. grazie a te. Crepi il lupo, Ciao a via il tutti. lupo, insomma lì dipende da come la si pensa, da come la si racconti. Mentre ci stiamo per collegare con il presidente delle CONI Sardegna Bruno Perra per raccontare un po' quello che è stato il 2021 dello sport sardo, chiedo al nostro Simo Luca di mandare in onda la nostra pillola di Cus. Giulia Innocenti ci porta un po' in giro per le strutture del Cus Cagliari e lo vediamo insieme. Ciao a tutti, oggi vi porterò alla scoperta di alcuni luoghi del Cus Cagliari che potreste non conoscere. La sede nautica di Via dei Calafati, vicinissima a Viale La Playa e alla centralissima Via Roma. Questo è il luogo in cui si allenano i canoisti che sfruttano la presenza del canale e dello stagno per le loro sessioni di allenamento. La loro fantastica palestra, super attrezzata e super funzionale. Qua c'è addirittura l'officina con tanto di deposito delle barche, fantastico. Una sala muscolazione esterna che si porta già avanti col Natale. E torniamo in via Esmirionis, dove qua ci sono i campi da tennis nella parte superiore del Cus Cagliari, molto vicino al campo da hockey e a Piazza d'Armi. La foresteria che all'occorrenza ospita atleti ed atlete delle prime squadre. I nuovi spogliatoi super moderni e super efficienti, dopo una partita rinfrescarsi qua è un vero piacere. La sala studio del Cus Cagliari, vicina alla segreteria che ospita tutti gli studenti che vogliono coniugare sport, vita sociale e studio. E grazie a Giulia che ha fatto un po' un giro per quello che è il Cus Cagliari, dalla sede nautica a Saduchessa. Noi diamo il bentornato al presidente del CONI Sardegna, Bruno Perra. Bentornato presidente. Ce l'abbiamo, eccolo qua, tra poco lo vediamo e appunto con lui insomma faremo un po' il punto su quello che è stato l'anno che sta per chiudersi e insomma chi meglio del numero uno dello sport regionale può ecco raccontarci quelle che sono state insomma i vari momenti importanti di questo anno. Beh, eccoci qua, buon pomeriggio presidente, bentornato. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora, insomma, da cosa vogliamo iniziare per raccontare questo 2021? È difficile dire, insomma, chiedere al numero uno dello sport regionale quello che è stato secondo lui il momento più importante di questo anno, anche perché c'è davvero tanto da scegliere, da commentare. Magari, ecco, possiamo partire dalle Olimpiadi, che è quello, diciamo, il gota, no? È il punto più alto. Sicuramente sì, è stato un anno straordinario. Le Olimpiadi sono state la ciliegina sulla torta perché non si era mai vista tanta partecipazione di atleti sardi e soprattutto non si era arrivati a dei risultati così eccezionali come sono stati quelli delle Olimpiadi di Tokyo. Mentre per quanto riguarda insomma il cammino europeo c'è mancato forse un sardo no in realtà c'era Sigu se non sbaglio campione d'Europa quindi c'era insomma, anche Barella. E c'era anche Barella ecco infatti hai ragione. Quindi in realtà poi il calcio è comunque uno sport avete ragione io mi ero dimenticato di Barella, perdonatemi. Quindi insomma anche da un punto di vista calcistico poi ci sono tantissimi altri sport che hanno fatto bene Per la Sardegna è stato un anno straordinario, veramente risultati al di sopra di qualsiasi aspettativa. Tu prima hai citato i campionati europei con Barella e Sirigu, ma devo dire la verità, oltre alle Olimpiadi sono stati risultati straordinari. Bartolini, sono stati veramente qualcosa di inaspettato, perché poi non ci siamo fermati, abbiamo continuato ad ottenere grandi risultati. C'è stata quella ragazza che ha vinto il campionato del mondo di triathlon a Barcellona, un under 17, quel ragazzo under 12 che è arrivato secondo ai campionati del mondo. Ce ne sono veramente tanti. Lujung che nell'atletica è arrivato anche lui secondo al mondo nel campionato under 21. Sono tanti veramente i ragazzi che hanno ottenuto dei risultati prestigiosi. Questo significa che il mondo sportivo in Sardegna è vivo, le federazioni stanno lavorando molto bene, le associazioni lo stesso, dobbiamo solo avere
pazienza, perché dobbiamo migliorare l'impiantistica sportiva in Sardegna, perché se migliorassimo questo probabilmente potremmo ambire a risultati ancora più eccellenti. Tra l'altro questo insomma è il suo primo anno da presidente del CONI Sardegna, abbiamo già parlato di impiantistica in Sardegna, le chiedo un po' quelle che sono insomma le novità su questo tema, che è un tema importante, un tema che viviamo anche noi al CUS, dove insomma diciamo in un certo senso siamo quasi dei privilegiati, no? Perché molte strutture ecco, sono a nostra disposizione, però ci sono tantissime società che hanno dovuto fermare le loro attività, trovare altri campi, trovare altri spazi, quindi insomma cercare un po' di capire se c'è un futuro anche per l'impiantistica regionale. Beh, un futuro ci deve essere per forza, dobbiamo cercare soprattutto tutti quanti di darci da fare per far sì che le strutture migliorino. Le strutture sono vecchie, fatiscenti, non idonee per fare chiaramente attività ad alto livello, quindi tutti quanti, quindi noi come CONI, gli enti locali, l'assessorato e la Regione Sardegna, l'assessorato allo sport della Regione Sardegna, tutti quanti ci dobbiamo impegnare per far sì che questa regione possa avere degli impianti idonei e adeguati per praticare le discipline sportive, perché se questo insomma si dovesse pian piano, se questa situazione dovesse migliorare, sicuramente i nostri atleti potrebbero godere di impianti idonei per poter poi sviluppare al meglio la loro pratica sportiva. Noi tra poco sentiremo un'intervista a Carlton Myers, che lei insomma da ex presidente della Federbasket regionale insomma conosce bene, anche perché insomma è capitato spesso che magari sia arrivato qui nell'isola. Qual è secondo lei insomma il presente e il futuro del basket? Perché è una realtà che lei conosce bene, no? Insomma giustamente ci sono tanti sport a cui pensare, però penso che un po' di cuore sia rimasto nel mondo della pallacanestro. Beh, sicuramente sì, insomma, io nasco e vengo da lì, dopo tanti anni tra giocatore, allenatore, presidente del comitato regionale, è chiaro che 3/4 della mia vita sono sicuramente legati alla pallacanestro. Credo che il futuro sia roseo. Ci sono i campionati, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state in quest'anno e mezzo, sono ripartiti. Le società con grande entusiasmo sono iscritte in tutte le categorie, abbiamo veramente una grande partecipazione. Quindi che era la cosa più importante, perché chiaramente i campionati giovanili sono quelli che poi ti permettono di creare un movimento. Questo movimento è ripartito con grande entusiasmo e quindi io vedo veramente un futuro molto positivo. Le faccio Mentre Prego. le nostre prime squadre secondo me stanno andando bene, soprattutto a livello diciamo di campionati nazionali, dobbiamo solo avere un po' di pazienza e continuare a lavorare come abbiamo lavorato in questi anni. Ovviamente questa è Casa CUS Cagliari, quindi insomma è un po' la casa dello sport universitario cagliaritano, ma c'è anche il CUS Sassari, dei nostri diciamo cugini dalla parte alta della regione. Qual è l'importanza dello sport universitario all'interno del mondo sportivo CONI? Quali sono i rapporti con l'università? Ci sono dei progetti che insomma stanno per partire. CONI e Unica sono stati per molto tempo vicini e hanno collaborato. Lo sport universitario è importantissimo, soprattutto noi abbiamo la fortuna di avere due realtà come il CUS Cagliari e il CUS Sassari che sono all'avanguardia, sia come sviluppo delle discipline sportive ma e soprattutto come impiantistica. E questi sono veramente delle strutture che permettono sia agli studenti universitari sia a quelli che non sono universitari di fare sport ad altissimo livello. Quindi il rapporto che c'è tra il CONI e l'università che già era in essere prima che arrivassi io, non può che migliorare, crescere, soprattutto insomma io mi auguro ci sia una grande collaborazione per permettere anche agli studenti, soprattutto quelli fuori corso, che magari più che fuori corso, diciamo che vengono dall'interno della Sardegna, fuori sede, che quindi hanno più dagli altri bisogno di far sport, perché chiaramente venendo da fuori hanno bisogno di trovare delle situazioni che gli permettano insomma di trovare anche un piccolo svago sano come lo sport, e quindi credo che il CUS Cagliari abbia sempre
avuto attenzione verso questi ragazzi, ma è lo stesso il Cusasse. Le faccio l'ultima domanda, poi insomma la lascio andare. Come vede il futuro dello sport sardo, o come vede il 2022 dello sport sardo? Lo vedo chiaramente molto roseo, cioè vedo veramente che secondo me abbiamo la possibilità di crescere, di ambire a fare ancora risultati più importanti rispetto a quelli che abbiamo fatto fino adesso. Ripeto, dobbiamo migliorare alcune cose, però c'è un entusiasmo nel sistema sportivo Sardegna veramente grande. Questo, ripeto, come ho detto all'inizio, grazie alla partecipazione delle federazioni, delle associazioni, di tutte le persone che ruotano intorno al nostro mondo. Quindi io sono molto fiducioso, perché abbiamo già dimostrato di essere competitivi e di essere obiettivamente all'altezza per poter ambire con qualsiasi altra regione, anche a livello sia italiano che europeo e mondiale. Insomma, i risultati parlano da soli. Io ringrazio il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra per essere tornato qui a Casa Cus. Ovviamente ci risentiremo nel 2022 anche per continuare un po' a raccontare quello che è lo sport regionale, che non è solo calcio, che non è solo basket, che non è solo pallavolo, ma è davvero tanti sport. Grazie presidente. Grazie a voi e buona serata e tanti auguri a tutti, visto che questa sarà la mia ultima presenza nel 2021. Buon Natale. Grazie, buone feste e buon Natale anche a lei. Prima di chiudere questa puntata, andando insomma a sentire quella che è l'intervista realizzata a Carlton Myers, vi diciamo anche che nelle prossime ore insomma pubblicheremo sui nostri social l'intervista a Carlo Magia, perché insomma nella giornata di lunedì si è svolta tra il Cus Cagliari e tra lunedì e martedì la Cagliari No Limits con 7 squadre, con la Polisportiva Polisportiva Olimpia Onlus protagonista di queste giornate, insieme al Barcellona, insieme al Monaco, insieme a tante altre squadre che hanno diciamo colorato il nostro Palacus. Vi ricordiamo in chiusura quelli che sono gli appuntamenti sportivi, che ovviamente troverete sui nostri social a brevissimo. Il calcio a 5 maschile gioca contro il San Sebastiano Ussana. Per quanto riguarda il volley, trasferte a Oristano, a Quartucciu per la nostra C maschile e D femminile. Tennis in campo sia con la terza serie che con la quarta serie maschile, anche in questo caso doppia trasferta tra la Poggio SV e con il Quattro Mori Tennis Club. Domenica in campo per il Cus Cagliari, una squadra in prima categoria che ha perso contro il vecchio Borgo Santeria ed è pronta al riscatto contro il Calcio Pirri, quasi come insomma una sorta di derby, visto che le squadre sono molto vicine. La A2 femminile va in trasferta in Veneto a Tiene. Gara casalinga per la Serie B di volley, partita che insomma si può anche seguire al Palacus, quindi insomma venite a vedere lo sport che fa sempre bene farlo bene, ma vederlo ugualmente contro la Virtus Roma. Gara in casa anche per la D maschile di volley, e poi in trasferta invece la Spezia Cus Cagliari per la nostra A2 di basket. Chiudiamo qui questa puntata di Casa Cus, lo facciamo andando a sentire l'intervista a Carlton Myers, che ha insomma un super curriculum, campione d'Europa nel 99, portabandiera italiano a Sydney 2000. Lui abbiamo chiesto un po' quello che è il punto sullo sport italiano in un 2021 ricco, e che ovviamente noi racconteremo anche venerdì prossimo nell'ultima puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina. Grazie a Simo Luca in regia, io sono Andrea Matta, Casa Cus, 7 giorni. Carlton Myers, allora intanto benvenuto al Cus. Grazie a tutti voi. Ti chiedo un po' qual è il tuo rapporto con lo sport oggi. Ma un po' quello che era ieri, nel senso tanti anni fa. Molto quotidiano, nel senso che mi alleno tutti i giorni, cerco di mantenermi in forma, io come la mia famiglia, quindi sono rimasto legato allo sport. Seguo comunque anche la pallacanestro, continuo a seguirla, se non tantissimo, però avendo anche un'agenzia di procura ci capita di vedere e di guardare i nostri clienti. Mi sono appassionato, seguo anche più il tennis rispetto a quando giocavo, quindi ho un rapporto, non dico viscerale, però continuo ad avere un rapporto molto, molto attivo.
Senti, questo è stato un anno importante per lo sport italiano, insomma, grandi medaglie alle Olimpiadi, successi europei in tanti sport, non solo nel calcio. Secondo te questo è il momento più importante di questo anno sportivo? Sicuramente è un momento che aiuta tantissimo. Hai citato diversi risultati importanti, ma anche direi storici. Verrebbe da dire, e speriamo di no, però irripetibili. Mi viene in mente Jacobs nei 100 metri, piuttosto che lo stesso Tamberi nel salto in alto, e il calcio anche sicuramente, però mentre per il calcio magari non era una novità, anche se non eravamo sicuramente favoriti, in queste altre discipline, chiamiamole secondarie, è stato un risultato molto importante, e importante anche per tutto il territorio italiano. Questo è il CUS Cagliari ed è fatto insomma di atleti, studenti e tanti bambini che si avvicinano spesso per la prima volta al mondo sportivo. Cosa consigli ai giovani che decidono insomma di giocare a basket o a calcio o uno dei nostri sport? Ma ho avuto modo di parlare con Marcello, prima un dirigente qui del CUS, e in effetti è una città dello sport, possiamo definirla, ed è importante perché ci sono 3 realtà educative al mio modo di vedere, anzi 4. Il primo è il Signore. Io sono un credente cristiano evangelico e quindi il Signore è il fondamento della mia vita. Poi c'è la famiglia, ovviamente, la scuola, e poi c'è la realtà sportiva, estremamente importante, lo Stato per me. E quindi il fatto che tanti bambini giovani si avvicinino alle varie discipline, anche in maniera divertente, perché è importante poi che si divertano, perché proprio nel divertimento poi riesci ad appassionarti a una disciplina, ma anche a un mestiere, così anche nella vita di tutti i giorni è importante appunto che si avvicinino molto. Abbiamo parlato di sport, di giovani, come vedi il futuro del basket innanzitutto e poi dello sport italiano nei prossimi anni? Ma devo dire che i risultati ottenuti dalla nazionale di pallacanestro sono incoraggianti, perché abbiamo visto una incredibile, importante vittoria contro la Serbia, che poi è stata quella che ci ha consentito di accedere alle Olimpiadi. Un inizio frizzante da parte della nazionale, e poi dopo perso con una squadra come la Francia di tutto rispetto e che ci stava. Però quindi i segnali sono incoraggianti, sono positivi e ci fanno ben sperare per il futuro.